got looks that books take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's living at ease. È la sinistra Piave a dettare legge in Under 18 femminile di Treviso. Nelle finali 2013 tenutesi a Resana, Codogné, Mareno, Volley Piave e Meduna si sono contese le prime 4 piazze provinciali con ben 3 posti in palio per la fase regionale. Molti gli errori ed i ribaltamenti di fronte nella finalissima, gara molto tesa fra atlete visibilmente emozionate in campo di fronte al numerosissimo pubblico. Codogné ha dimostrato di essere la più forte, la spuntata al tie break contro il Meduna e contro un errore da parte della propria panchina in fase di formazione che sarebbe potuto costare molto caro. Io devo solo ringraziare loro perché effettivamente c'era la possibilità di lasciarsi andare nel quinto set nonostante la formazione poi giusta. Devo solo ringraziare loro, ripeto, perché veramente potevo aver fatto dei grossi danni, però è tutto l'anno che loro mi vengono incontro, mi aiutano in tutte le situazioni difficili, ce ne sono state parecchie, quindi merito solamente loro. C'è stato un inizio molto difficile per varie situazioni, siamo tuttora in una situazione difficilissima perché abbiamo persone fuori per infortunio e persone rientrate l'altro giorno e quindi, ripeto, è stato forse il gruppo che è riuscito a farsi, nonostante siano alcune che se ne vanno con la Serie C, altre con la terza divisione, altre con la prima divisione. Sono state veramente brave. È stata una vittoria conquistata con le unghie quella del Codogné, che si propone ora in regione come prima compagine della provincia di Treviso. È stata dura, è bello avere tanta gente che ti tifa così e ti dà anche tanta carica. Siamo tanto felici di aver vinto. È quello che speravamo dall'inizio, insomma. Assieme a Codogné ad esultare è la terza classificata, il Volley Mareno, che a Resana ha scritto una pagina importante della 25enne storia societaria. Per la prima volta, infatti, il Mareno accede con una squadra giovanile alla fase regionale. Prima della partita eravamo molto tese, ci siamo riuniti in spogliatoio e ci siamo date carica a vicenda. Siamo partite molto bene il primo set, ci siamo un po' tranquillizzate troppo il secondo e il terzo set, poi siamo ripartite e abbiamo vinto al tie break. Adesso in Ligione faremo il nostro meglio. Come sempre esultano di più le terze classificate che le seconde, avendo queste ultime concluso con una sconfitta. È il caso delle atlete della Pallavolo Meduna, squadra nata dalla fusione di Meduna di Livenza e San Stino, che trattengono a stento la delusione per la sconfitta al fotofinish. Oggi non abbiamo fatto la nostra miglior partita, forse c'era un po' di nervosismo, qualcuno sentiva la partita. Questa è una squadra fatta dall'unione di 2 società, il Sastino Volley e la Pallavolo Meduna, per cui si trovano solo alle partite. Fino adesso avevamo fatto benissimo, oggi non è andata, qualcosa non è andato. Per le quarte classificate invece non c'è delusione. La Volley Piave termina ultima nella finale a 4 di Resana, non accede alla fase regionale ma non dispera. Questa squadra in Serie D è in corsa per i playoff promozione. Forse ci aspettavamo un po' di più, però abbiamo giocato bene, è stata una bellissima partita, combattuta e forse abbiamo lasciato un po' il quarto e il quinto set, però siamo contenti lo stesso, non è da buttare via questo quarto posto. Le finali di Resana hanno valorizzato ancora una volta un impianto di primissimo livello della marca, casa della Samarcanda resanese. Continueremo questo iter, prossimamente saremo sicuramente anche a Casale, a Vedelago, a Codogné stesso probabilmente, ancora dobbiamo decidere, però questo vedo che è molto apprezzato soprattutto dalle atlete e dagli atleti. Magari qualche volta i dirigenti vorrebbero viaggiare un pelino di meno, ma io penso che sia giusto anche valorizzare questi impianti.